Ho la faccia di uno che ha paura? No. Posso guardare di là, signore? Certo. Quello è il mio sangue? Che bello. Detto fatto, come quella pubblicità che diceva il primo colpo. Track. No, è andata bene. Niente più, niente meno che un rapido prelievo del sangue, quindi proprio voilà. Ok. Siamo pronti. Voleva fare il prelievo? Sì. Malik. Sono l'unica qua dentro che ha visto la tua fiction. Ci ho pensato molto e mi sembrava la cosa giusta da fare. Tipizzarsi è la cosa più importante, perché aiutare qualcun altro che magari è in difficoltà e che ha bisogno di una donazione è importante. Così sei diventato ufficialmente parte di Admo e sei entrato nel registro. Come ti senti, un eroe? Oddio, adesso che me l'hai detto potrei anche un po' sentirmici. No, è bello la sensazione di poter fare qualcosa che potenzialmente è utile per altre persone. Quando si dice fare una cosa che in America dicono made my day, che ha fatto la mia giornata, bene, oggi ho fatto il mio, sono contento. Ti senti un supereroe adesso che hai fatto questo gesto? Non mi sento un supereroe, mi sento di aver fatto la cosa giusta, che è la cosa più importante. Tu ne sapevi un sacco perché ovviamente da protagonista di Doc ne sapevi un sacco. Ma io il prelievo quasi quasi volevo farmelo da solo, che ho detto va bene, non voglio andare a togliere il lavoro alle altre persone. Per fortuna che mi hanno lasciato guardare a destra. Però sono state bravissime, devo dire, a Padova hanno delle mani delicatissime. Lo sai che tu sarai un po' anche testimone all'Admo Veneto ovviamente, ma un po' un punto riferimento per i ragazzi che ti vedranno così e diranno beh, posso farlo anch'io allora. Assolutamente, possono farlo tutti, è semplice, un prelievo. L'unica cosa che dico è pensateci bene, perché dovete essere sicuri, ma è una cosa semplice. Venite qui, fate un prelievo, parlate con dei medici fantastici che vi spiegano tutto il percorso, tutto quello che farete in tranquillità e saranno qui pronti per aiutarvi a comunque ad essere tranquilli e naturalmente si salvano le vite ed è una cosa bella. Ringraziarti di aver accettato questo invito a tipizzarti per aiutare gli altri e far parte della nostra associazione. Grazie mille. Grazie a te. No, ma allora da questo lettino io ti faccio fare l'appello ai ragazzi che magari ti vedranno e diranno se l'ha fatto Pierpaolo posso farlo anch'io. Dunque, ho fatto semplicemente il primo passo, semplicissimo. Sono un tipo tipizzato, ecco. È una cosa semplicissima, è un prelievo di sangue e si aprono delle possibilità molto importanti per chi può averne bisogno. Non succede niente perché non si è obbligati, si fa questo prelievo, si viene tipizzati, quindi si sa se si può essere utili per altre persone. Nel momento in cui uno poi se la sente, lo fa, ma non si è obbligati, quindi questa è una cosa che possono fare tutti tranquillamente, serenamente, senza obblighi e remore alcune. Quindi... Tra l'altro sottolineiamo il fatto che proprio in periodo di pandemia si può fare tranquillamente con tutte le attenzioni del caso. Sì, ci sono state prese tutte le precauzioni, io a maggior ragione devo stare molto attento per il lavoro che faccio, avendo responsabilità molte persone sul set. Sono state prese tutte le precauzioni necessarie, quindi se lo faccio io che sono 10 volte attento rispetto alla media, lo possono fare tutti. Mi sono meritato l'attestato di coraggio e qua vi volevo, non l'ho detto prima perché sennò lo preparavate, la mia caramella. Ce l'ho.